25 anni fa qualcuno ha avuto un'idea, oggi questa idea è stata vincente, abbiamo Solidarietà Veneto come fondo maggiormente rappresentativo a livello regionale anche rispetto ai fondi nazionali. Tutto il tema delle prestazioni accessorie che saranno attive dai prossimi mesi e che vanno a centrare un bisogno importante dei lavoratori iscritti, ossia quello di coprire la propria famiglia dal rischio di invalidità permanente e dal caso di morte. Questa sarà una novità che porteremo avanti con convinzione nel prossimo anno, azienda per azienda, famiglia per famiglia nel territorio da cui provengono le adesioni al fondo. E per questo metteremo a disposizione a breve delle app innovative a disposizione su tutti i dispositivi, telefonini, smartphone e così via. In questo senso abbiamo anche sollecitato alle istituzioni presenti, agli amministratori locali e regionali, un ruolo attivo per impostare una previdenza del futuro, una previdenza che guarda ai giovani, una previdenza che guarda alle future generazioni.